che donna era e che scrittrice era Mura? Beh, era una donna straordinaria, era una giornalista prima che essere una scrittrice e poi era un'autrice di letteratura rosa che era arrivata a vendere 1 milione di copie in una Italia che aveva uno dei tassi più alti di analfabetismo e soprattutto di analfabetismo femminile e aveva venduto queste copie perché lei pensava di raccontare i veri desideri delle donne senza trattenersi, insomma, tanto che il più grande critico letterario dell'epoca disse che i suoi libri erano fondati su un erotismo carnivoro, cosa che non era per la verità, perché sì, c'erano degli elementi di erotismo ma molto lievi, molto garbati, e quindi lei aveva scritto questi libri, un libro in cui si toccava il tema dell'amore lesbico, per esempio, che siamo negli anni '20, insomma, cioè sono argomenti molto scabrosi per il tempo. Un altro in cui si toccava l'elemento della pedofilia, che probabilmente è un racconto autobiografico o comunque ispirato a qualcosa che le era capitato quando era bambina, e poi scrive questo libro che è il libro che provocherà il primo grande caso di censura preventiva del fascismo, che è la storia di una donna, una giovane vedova romana, ricca, che vive in albergo e che in albergo conosce un ingegnere nero nativo del Senegal, un borghese anche lui, un uomo che lavora per una grande azienda di costruzioni, e ne nasce una storia d'amore e di passione forsennata, per cui si sposano, hanno un figlio, ma man mano che la storia va avanti le difficoltà di questa coppia, le difficoltà direi razziali di questa coppia, perché è un libro profondamente razzista e Mura era un'autrice fascista, quindi la sorpresa è nel fatto che il duce, il fascismo, Ciano decidano di censurare un libro che in 100 pagine ha 79 espressioni fortemente razziste. Io le ho contate e quindi non c'era ragione. Probabilmente la censura avvenne per la copertina, che era una copertina molto esplicita, una donna bianca che si abbandona fra le braccia di un uomo nero, però sicuramente io penso che nessuno lo lesse. Se l'avessero letto non ci sarebbe stata nessuna ragione di sequestrarlo.